Adesso vi facciamo la biografia. Iniziamo dal terzo classificato, ma prima voglio chiamare qui Mario De Cristofaro come lettore. Molti dei nostri poeti, e Paolo Stefan non è da meno, abbinano alla esperienza poetica creativa una necessità dello studio filologico della propria lingua, del proprio dialetto. Paolo Stefan non è l'unico, anche se lo fa con perizia di filologo, ma altri, abbiamo visto anche ieri sera, a un certo punto sentono il bisogno, sempre come fece Padre Dante per tutti noi, di fabbricare gli strumenti della propria lingua. Quindi non solo scrivere nella lingua della propria madre, ma anche cercare di capire come funziona la lingua della propria madre. E appunto Paolo Stefan è giovanissimo autore e filologo della provincia trevigiana, con frantumi, in un dialetto di area trevigiana di Sinistra Piave, ci consegna una tra le sillogi più inquiete e tuttavia più interessanti. Al poeta resta la possibilità ultima di rimasticare scarti di una lingua inceppata che si sta frantumando, dove il verso si spezza proprio a un nodo cruciale. Lingua incantada, un enjambement che certifica l'abilità retorica di questa voce colta e civile, attenta al paesaggio ferito e dilaniato e tesa a certificare, a stigmatizzare tutto il malessere per un mondo in disfacimento. L'ultimo testo ha una valenza destinale. Mi preparo una culla, è il luogo di natura, ma è anche la couche linguistica in cui rifugiarsi e con cui proteggersi dal sentimento di minaccia e di fine. Complimenti. Dare retta agli ultimi rintocchi di campane, dentro paesi irriconoscibili, e rimasticare scarti di una lingua inceppata che si sta frantumando. Dar Rio agli ultimi bode campane, rento paesi che non si conosce più, le rumegar scoaze della lingua incantata che l'è Rio far frazum. Anche sotto fondamenta di vecchi palazzi lungo il Meschio devono esserci radici che succhiano dentro il midollo dell'anima indomita, di un amore ruvido che tace. Anche sotto le fonde dei palazzi vecchi di Olmesc, la da essere gradis che le ciuccia rento il medol dell'anima domestica del merruspego beltase. Mi preparo una culla fra i frantumi di un tempo che si è affrettato a perdere pezzi, a mettermi in fuga dentro un assoluto vuoto per rintocchi e nodi attorti di buio. Mi parice una cuna in fra i frazun del tempo che la studia per der toc, farmi correr rento un vodo patoc, a botte grob torcolati de scur. Riconoscere in questa circostanza e la figura di Vincenzo Luciani, insomma, che è una persona insomma meravigliosa che io conoscevo solamente per mezzo di ciò che fa a distanza e che adesso ho avuto anche la fortuna di conoscere, che mi ha fatto fare un bellissimo itinerario a Ischitella. E soprattutto oggi ringrazio il professor Teodonio, che per me è sempre stato un mito, perché avendo studiato Belli all'università, insomma, è stato un punto di riferimento bibliografico non da poco, e che oggi mi ha aiutato a sciogliere la lingua a tavola con del buon vino rosso per aiutarmi a leggere le poesie.